Dunque, se penso a un'opera, a un progetto artistico del XXI secolo che parli il linguaggio della fotografia e che sia legato alla Resistenza, una delle prime opere che mi viene in mente è Les Regards di Christian Boltanski. Penso a quest'opera perché è indissolubilmente legata alla città di Bologna, che mi è molto cara, e perché probabilmente è una delle poche opere che ragiona in modo diretto sui documenti di quell'epoca, ma con un modo di fare totalmente contemporaneo. Presentare questo autore è relativamente utile, dato che è un artista che è assolutamente conosciuto, storicizzato e giustamente celebrato, ma per dare, diciamo, giusto due linee guida: origini ucraine e corse e nazionalità francese, legatissimo alla cultura ebraica, che infatti lo porterà poi a lavorare sulle tematiche, sul tema della Shoah, con le sue opere più famose, e che inizia la sua attività intorno agli anni 60-70 come pittore, per poi iniziare a lavorare subito con l'installazione e con la fotografia. Seppur l'autore, l'artista non si definisca un fotografo, perché di fatto non ha mai scattato una fotografia, utilizza solamente immagini d'archivio, è inevitabile che si parli di lui in ambito fotografico. Per inquadrare i suoi ragionamenti, forse è utile capire qual è la sua idea di fotografia. Lo stesso autore dice di essere legato e di interessarsi e di utilizzare la fotografia come documento reale, come legame con il reale, pur essendo ovviamente cosciente della fallibilità della realtà della fotografia. Comunque ritiene che un certo tipo di immagini all'interno di un progetto, proprio per la natura tecnica della fotografia, riportino alla realtà determinati oggetti e nei suoi casi le persone, perché nelle sue opere vediamo sempre dei volti nelle fotografie. Inoltre Boltanski ci dice che utilizza la fotografia anche come metafora di morte, perché secondo lui quando siamo di fronte ad una fotografia siamo di fatto di fronte a un oggetto il cui soggetto in quel momento è assente, o in molti più nel suo caso specifico il soggetto probabilmente è morto, non esiste più, e quindi questo filo temporale che ci dà la fotografia per lui diventa un elemento concettuale fondamentale nelle sue opere. E perché quest'opera è legata alla Resistenza e a Bologna? Beh, perché Boltanski parte dal Sacrario dei Partigiani in Piazza Nettuno a Bologna, che è un'enorme installazione di più di 2000 piccole formelle, in cui ci sono dei ritratti e i nomi dei partigiani caduti durante l'occupazione nazifascista a Bologna. È interessante perché quell'installazione, quel sacrario nasce in modo spontaneo il 21 aprile del 45, quando la cittadinanza decide di portare in quella piazza, su quel muro, delle foto, delle piccole foto, i ritratti dei propri cari caduti, dei figli, dei mariti, dei fratelli. Spontaneamente tantissime persone iniziano a portare fiori e questi piccoli ritratti, e a creare questo sacrario, questo momento di collettivo, di ricordo immediato. Infatti poi di lì a breve Bologna verrà liberata, e poi istituzionalmente viene mantenuto quel luogo e vengono mantenute quelle foto, e creato insomma, questo enorme murale, questo enorme sacrario che ancora oggi è in Piazza Nettuno. E Boltanski, che da sempre lavora sui temi della perdita, della morte e della memoria, eh, chiamato a Bologna per esporre a Villa delle Rose, decide di partire da questo sacrario per mettere insieme la sua opera. Decide di isolare 10 di questi ritratti di partigiane e partigiani bolognesi, e ne rifotografa però solamente lo sguardo, solamente gli occhi, che riprende e ristampa in una dimensione molto più grande di quella originale,
e li ristampa su un foglio d'acetato, quindi leggermente trasparente e molto flessibile, e li appende al muro non in un quadro, ma ai due angoli superiori con dei chiodi abbastanza lunghi di 15-20 cm, in modo che queste fotografie semitrasparenti abbiano il modo di muoversi e di fatto come sempre fa nelle sue installazioni aggiunge anche l'elemento del vento. E con questi ventilatori, diciamo queste pale a soffitto, crea dei movimenti d'aria che muovono questi sguardi, queste fotografie e anche rendono la temperatura all'interno della stanza più bassa rispetto al resto delle stanze. E quindi quando visitiamo questo spazio, questa installazione, che tuttora è allestita in modo permanente al Mambo di Bologna, abbiamo questa sensazione di sospensione, data dal movimento costante di queste fotografie, e di inquietudine, dato che ci sono questi sguardi fissi su di noi, unito poi al fatto che sentiamo appunto una temperatura e dell'aria all'interno di uno spazio chiuso, a cui non siamo abituati. E quest'opera ovviamente riflette sulla perdita e sull'individualità di chi ha vissuto la guerra e ha combattuto per la liberazione. Gli sguardi non sono più un insieme collettivo quasi informe, diciamo, ma ritornano a essere degli individui, ritornano a essere delle persone, e anche se noi non sappiamo i nomi e l'identità di questi sguardi, riusciamo ad immedesimarci, a pensare a un'ipotesi, a un'idea di cosa può aver vissuto quella persona, che in quel momento in un certo senso riprende vita. E quindi Boltanski cerca di ridare vita alla memoria del singolo, della persona, ricordandoci il sacrificio che queste persone hanno fatto per noi per liberare il paese dall'occupazione nazifascista. La cosa interessante è che il lavoro di Boltanski è un flusso continuo, infatti soluzioni di questo tipo Boltanski le ha portate avanti anche in altri progetti legati sempre al tema ovviamente della memoria e della perdita e della morte, utilizzando ad esempio dei lenzuoli in cui vengono stampate questi sguardi, lenzuoli che sempre sono mossi da un vento, e quindi ricordano anche da un lato il fantasma, che è un'entità reale e non reale allo stesso tempo, che è metafora di memoria, e quindi porta avanti questo filone. La cosa interessante è che poi Boltanski ritorna a Bologna 10 anni dopo per una grande retrospettiva e decide di lavorare di nuovo su quel corpus di 10 immagini delle partigiane e dei partigiani bolognesi presi dal Sacrario. Questa volta però decide di uscire dalla dimensione museale, che forse a volte tende a rendere certe opere chiuse, finite e se vogliamo in alcuni casi elitarie, e quindi decide di restituire alla città di Bologna quello che è il suo pensiero, la sua visione, e invece di stamparle in formato medio-grande e appenderle sul muro di una galleria di un museo, decide di stamparle enormi e affiggerle negli spazi pubblici, quelli normalmente dedicati alle pubblicità di grande formato ai bordi della strada. E dunque questo secondo livello dell'opera per me è molto forte, perché viaggia su due binari. Il primo è quello di restituire alla città e ai cittadini qualcosa di profondamente legato a Bologna, ovvero il sacrificio di questi partigiani e queste partigiane, e quindi da un certo punto di vista sottrarre all'oblio della morte e della memoria queste identità, cercando di riportarle in vita da un certo punto di vista. Mentre il secondo binario, con questa idea di stampare enormi questi sguardi e quindi costringere
i passanti, le persone a rapportarsi con queste identità, e forse è un modo di alzare la voce e di riportare in primo piano la nostra responsabilità, a non rendere vane le azioni e le scelte dei partigiani e di chi ha combattuto appunto per liberare dall'occupazione nazifascista, e chi ha combattuto per la nostra libertà.